Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Alberto Maniero, benvenuto per l'ennesima volta, sei sempre qui con me. Ma è un piacere. Ma è un grandissimo piacere, anche perché quando noi ci troviamo affrontiamo temi importanti, temi d'eccellenza, come vuole Alberto Stocco di Ca del Poggio, no? E poi abbiamo Alessandro, naturalmente Alberto Maniero, presidente di Alta Marca, qui oggi in veste di presidente di Alta Marca, non in altre vesti. Vero. Poi abbiamo Alessandro Salatin, Torchiato di Fregona, e lui è il presidente della cantina produttori di Fregona. Ciao, piacere mio, benvenuto, e vedrai che non sarà la prima volta, verrai ancora, perché il Torchiato di Fregona a me piace, l'ho assaggiato, è fantastico, è buono. So che hai portato una cassettina, anche due, bene, poi... Ma potremmo fare il dopo Alberto di Ca del Poggio, no? Dopo i vini suoi, dopo quei prodotti che hai visto passare prima sullo schermo, che sono fantastici. Anzi, a proposito, vorrei ricordare ai miei ascoltatori, ai nostri ascoltatori, che possono non soltanto sentire ma anche vederci digitando Veneto Globe sul proprio tablet oppure sul proprio computer o sul cellulare. Ci vedete, ci ascoltate, e incominciamo però adesso da Alberto. Alberto, siamo riusciti a mettere insieme questa trasmissione, io l'ho voluta assolutamente come te, perché è veramente qualcosa di eccezionale per il nostro territorio. A te la parola. Ma io non posso che ringraziare Radio Conegliano per l'ospitalità. Per questo evento siamo riusciti a mettere assieme veramente le eccellenze del territorio nel settore del vino. Il territorio d'Alta Marca, così dico due parole anche sull'associazione Alta Marca, è un'associazione che si occupa di promozione territoriale, di marketing territoriale, partendo proprio dalle tipicità, dai prodotti tipici del territorio e puntando poi ovviamente all'ospitalità. L'Alta Marca è l'area che va dal Cansiglio al Grappa, quindi tutta l'area collinare dell'Alta Marca trevigiana è un'area in cui si sono nel tempo sviluppate delle eccellenze straordinarie. Il vino è indubbiamente il prodotto più di riferimento, il tanto blasonato Prosecco è sicuramente il prodotto più conosciuto, però oggi siamo qui per scoprire o riscoprire delle eccellenze che fanno sempre parte di questo territorio e che dal punto di vista proprio della qualità di prodotto non hanno niente da che invidiare con le eccellenze a livello nazionale. Allora lasciamo da parte il Prosecco per oggi e parliamo di tutto il resto. E allora vorrei far intervenire il presidente del Consorzio Colli di Conegliano, Sante Toffoli, che ci racconta un po' la storia di questa associazione, di questo consorzio. Sì, grazie Bruno. In questi ultimi tempi, quando parlo del Colli di Conegliano, porto sempre l'esempio di questo processo che sta andando avanti per il riconoscimento UNESCO delle nostre colline del Prosecco. Preciso sempre che su queste colline sì c'è il Prosecco, ma c'è anche il Colli di Conegliano. Vengono coltivate le uve che sono utilizzate per fare i vini del Colli di Conegliano. Il Colli di Conegliano come regolamento nasce, come disciplinare nasce nel 1993 e prevede le 4 tipologie, sono prodotti proprio di nicchia: il Colli di Conegliano rosso, il Colli bianco, il refrontulo passito e, per ultimo ma non meno importante, il Torchiato di Fregona. Questa realtà appunto nata nel 1993, nel 2011 ha addirittura ottenuto il riconoscimento di DOCG per tutte e 4 le tipologie, quindi siamo proprio DOCG nel territorio del Prosecco DOCG. Allora diciamo, le sigle sono sigle che tutti conosciamo, il DOC, il DOCG, spieghiamolo anche ai nostri ascoltatori, che cos'è, sì, è un ulteriore riconoscimento, cioè mentre si parla dei vini, si parla dell'IGT, il passaggio successivo è il step del DOCG, cioè denominazione d'origine controllata. Perfetto. È il massimo a cui ambiscono i vini, è il massimo grado, diciamo, che
ambiscono i vini è DOCG, cioè denominazione d'origine controllata e garantita. Garantita, il G sta per garantita. E anche il Colli Conegliano ha la fortuna di potersi fregiare anche di questo riconoscimento. I nostri vini sono i vini di nicchia, non abbiamo i grandi numeri del mondo del Prosecco. E i nostri consociati, siamo un poco più di 30 consociati, io li definisco anche eroi perché vogliono continuare i vini della tradizione, soprattutto le nicchie piccole dei Passiti, del Raffrontolo Passito e del Torchiato di Fregona. Come logo il nostro consorzio citiamo Terre di Passione. Ecco, perché? Perché terra di passione? Perché per fare terre di passione. Terre di passione, correttamente Bruno. Bello, bellissimo. Sì, poi lo chiedo anche a lei cosa vuol dire. Perché per fare questi prodotti ci vuole la passione e bisogna avere anche tempo nel senso che i prodotti che si producono, e soprattutto i Passiti e anche il Colli Rosso, hanno bisogno di tempi di maturazione, di affinamento in bottiglia. Già i Passiti stessi vengono vendemmiati e l'anno successivo pigiati per ottenere i vari prodotti e anche prima di imbottigliare bisogna trascorrere altri mesi di tempo perché i prodotti maturino. Quindi bisogna avere proprio la passione. Passione qui nel Veneto sui vini Passiti, a dire la verità, c'è sempre stata. Però oggi con il mondo del Prosecco chiaramente è un prodotto di facile produzione, di pronto beva, e quindi diciamo stiamo tenendo duro per far riconoscere i nostri vini e devo ringraziare, e ci riusciremo. E devo ringraziare appunto Radio Conegliano che oggi mi dà la possibilità appunto di presentare questi nostri prodotti. Non solo Veneto Globe che ci manda in tutto il mondo perché è lì, è quello importante. Allora adesso sentiamo il Torchiato di Fregona. Io ho sempre sentito parlare del Torchiato di Fregona in passato, poi ho anche assaggiato il Torchiato di Fregona, è qualcosa di eccezionale. Presidente Salatin, il Torchiato, perché viene stretto talmente forte che viene fuori l'anima alla fine è qualcosa di eccezionale. È qualcosa di eccezionale, viene torchiato proprio come si dice. Noi siamo una cantina, una cooperativa che è nata nel 2012 per la volontà di sette soci che si sono messi assieme per permettere che questo vino non scomparisse, perché era un vino di una difficoltà di produzione, perciò con dei costi che ormai questi piccoli produttori, perché erano produttori che facevano le 500, le 1000 bottiglie ognuno, da soli non erano dei costi che non si riusciva a sostenere. Allora abbiamo creato questa cooperativa con un centro d'appassimento in cui produciamo questo vino tutti assieme e usciamo con un unico prodotto, un unico marchio. Nel 2012 è stato presentato quest'anno, perciò ad aprile la prima annata completamente appassita, vinificata in loco nel centro appassimento è stata presentata 3-4 mesi fa nel 2016 dopo 4 anni di maturazione. Allora è praticamente un passito particolare. Sì, è l'unico passito di 3 uve, tutte e 3 autoctone, di cui il Verdiso, il Boschera e il Glera. Fa un appassimento da disciplinare di minimo 5 mesi, però noi lo portiamo a un appassimento più lungo, poi portiamo a 7 mesi, da settembre ad ottobre. Dopo l'appassimento l'uva viene torchiata, appunto anche dal nome del vino, ancora nei torchiavite di una volta, perché l'uva è così appassita che se si facesse una pressatura soffice con le presse normali per un vino non uscirebbe niente, ma servono questi torchi a vite che hanno una pressione maggiore per riuscire a estrarre il liquido. La produzione è molto ridotta, basti pensare che con 100 kg d'uva si producono 75 litri di vino normalmente, nel torchiato con 100 kg d'uva si va dai 15 ai 20 litri alla fine. Perciò alla fine si moltiplica il prezzo proprio per questo motivo. Si dovrebbe moltiplicare il prezzo, ma alla fine se si rapporta appunto a un prosecco il prezzo non è moltiplicato in proporzione alla resa, ma
ma è inferiore. Comunque ha un prezzo di un certo tipo, ma che rispecchia la qualità e la tecnologia del vino. Allora, ma voi potete andare, Presidenti, grazie, arrivederci. E io sto qui con questa bellezza in fianco a me. Mi permetti? Sì, c'è tuo figlio lì. Poi, Allora, tecnico e non tecnico. Sì. Hanno parlato bene i Presidenti? Sì, loro hanno parlato in veste di tecnici molto più di me. Io invece sono qui per parlare di emozioni, perché in questi vini c'è tanta passione, c'è tanta cultura. Fermala, volevo proprio prenderti sulla passione, perché il Presidente, prima Sante Toffoli, l'ha detto come la passione, il lavoro, di fare. La passione invece è una passione, perché dopo aver bevuto 2 o 3 bicchieri di questo vino viene proprio la passione del vino. Bravo no? Bruno, c'è la passione nel farlo e c'è la passione nel berlo, quindi non possiamo trascurare tutta la schiera di quelle persone che pur magari conoscendo anche limitatamente il lavoro che c'è dietro questi vini, sanno però apprezzarne la qualità. E questa qualità deriva proprio dal loro lavoro, che è un lavoro che non finisce mai perché parte dalla terra, arriva in cantina e poi c'è tutto il percorso successivo fino ad arrivare sulle tavole dei ristoranti o anche delle case. La passione nel bere questi vini dove sta nella capacità di riconoscerne certi descrittori che sono molto particolari e che identificano il nostro territorio. È chiaro, ci vuole un po' di affinamento in questo, però ci si può arrivare, anche da chi magari è un po' profano in questa materia. Avvicinato da un ruolo come potrebbe essere quello mio anche di sommelier, potrebbe essere più facile, quindi invito anche le persone che magari non hanno partecipato a degustazioni anche presso gli eventi che queste associazioni promuovono, Fregona stesso ne fa una di molto importante, di partecipare e di accogliere questi inviti, perché sono inviti che permettono proprio di comprendere in maniera precisa e dettagliata le caratteristiche di questi prodotti. Se mi riferisco al Torchiato di Fregona, potrei farne un'analisi degustativa così virtuale, dicendo che è una vera e propria essenza di vino, ed è un'essenza perché il tempo che ci vuole nel farlo, nel affinarlo e poi quindi nel portarlo sulle tavole produce una sorta di evoluzione nelle caratteristiche sensoriali che sono ben note, ben definibili. Il Torchiato de Fregona è un vino che si abbina generalmente al dolce, proprio perché è un vino dolce, però può estendere diciamo il suo abbinamento anche a formaggi che sono quindi anche locali. Abbiamo latterie che producono formaggi che sono premiati, quindi formaggi vecchi, invecchiati, formaggi erborinati. Bisogna avere un po' di fantasia anche in questo senso, anche a casa direi, non solo al ristorante. Anche a casa, però noi adesso facciamo un salto in collina, in quel di San Pietro di Toledo, sì, che io dico nel Coneglianese perché ritengo sia coneglianese anche quello. E andiamo a vedere il ristorante Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Fantastico, a me piace, dobbiamo nominare il Prosecco questa volta proprio perché è un binomio col mare, dove il Prosecco incontra il mare. Mi piace moltissimo e lo dico sempre, Alberto, sei stato un genio quando hai coniato questo slogan. Adesso potremo anche dire, e dopo il dolce, un buon torchiato. Certo, anche perché lo si può abbinare alla biscotteria secca, lo si può abbinare a dolci che contengono la mandorla. In qualsiasi attività ristorativa si può trovare un giusto abbinamento per questo vino, e direi che sarebbe anche doveroso da parte dei nostri ristoratori proporlo, e sempre non avviene. Presidente Salatin, a te la parola. Il prodotto è un prodotto d'eccellenza, è un prodotto di nicchia anche, se vogliamo. Che produzione ne viene fatta? Noi al Centro di Torchiato di Fregona, come annata 2012, abbiamo sulle 20.000 bottiglie.
E poi mi ricollego al nostro Il enoteccnico. confronto dei milioni di bottiglie del Prosecco è veramente qualcosa di eccezionale, perciò non trascurabile, e il fatto che se ne trovi poco è proprio per quello, perché ce n'è poco. Il fatto che se ne trovi poco, sì, ce n'è poco, però la potenzialità è superiore. E come dicevo, come ha accennato, ci vorrebbe anche proprio una collaborazione, perché è facile anche nella ristorazione locale non trovare il torchiato come il Colli Bianco, il Colli Rosso o il Refrontolo Passito, e questo è un qualcosa che anche con Sante avevamo sollevato già più di qualche volta, perché il ristoratore dice no, ma io con Passito e Pantelleria ci guadagno di più, e questo, però anche il turista che viene nel territorio vuole vedere un vino del territorio. Per quello ci dovrebbe essere forse qualcosa di più perché anche i ristoratori capiscano che si può avere altro, però bisogna tenere i prodotti nostri del territorio. Noi abbiamo dei luoghi eccezionali per accogliere il turismo qui nel Veneto, e abbiamo dei locali veramente belli. Abbiamo parlato di Cadelpoggio, ma ce n'è altri. Cadelpoggio perché ha avuto la lungimiranza di investire negli anni della crisi e di proporre e di allargarsi e di proporre una struttura che potesse accogliere anche visitatori d'eccellenza nella zona. Però ultimamente ho sentito che è nata la carta dei caffè, che va da 2 euro a 22 euro. Allora io dico, se un caffè in un locale d'eccellenza va pagato 22 euro, non è poco, è poco il prezzo del torchiato in confronto. Quello è sicuro, però è giusto che ci sia anche quello, è giusto che ci siano tutte le eccellenze del territorio. Torchiato come Refrontolo Passito, in questo caso Certo, sono i Passiti. Difatti volevo sentire il Presidente Toffoli. Torno alla parola, mi raccomando Presidente, il microfono, perché altrimenti dall'altra parte non ci sentono. Mi sentono, ok. Ecco, parliamo anche degli altri, il Passito. Sì, C'è quello di Refrontolo? Sì, sono di Refrontolo, quindi gioco in casa su questo argomento. Solo quello c'è? No, abbiamo il Colli Conigliano Rosso e anche il Colli Bianco. Il Passito di Refrontolo è bianco. No, rosso. Ah, è rosso. Uve Marzemino. Mamma mia. 100% uve Marzemino. Siete voi Sì. capaci, non io. Sì, è ottima questa opportunità di poterci presentare anche per ricordare un po' la nostra realtà. Il Refrontolo Passito non facciamo l'appassimento così lungo come viene fatto a Fregona. Generalmente i nostri vini vengono pressati verso dicembre, insomma, quindi abbiamo resi un momentino superiori a quello che accennava prima Alessandro. Come abbinamento, senz'altro sempre la pasticceria secca e anche uno dei formaggi, e penso sia anche molto interessante l'abbinamento anche con il cioccolato fondente. L'anno scorso, una degustazione che abbiamo tenuto a Refrontolo sui vini passiti proprio, tra cui c'erano diversi vini, una sessantina di prodotti da tutta Italia, è stata dedicata proprio una serata per la degustazione di vini rossi passiti con la cioccolata, ed è stata un'esperienza molto molto interessante. A proposito di degustare il Refrontolo Passito, quest'anno al Vinitali l'associazione dei sommelier ha presentato appunto il Colli Conigliano, e c'è stata una provocazione simpatica da parte di uno dei sommelier, e magari con Romino un giorno si potrebbe fare questo tentativo di abbinamento. Questo sommelier annunciava appunto i vini, e quando è arrivato il punto di parlare del Refrontolo Passito diceva sì, è ora di dire i passiti si abbinano con i dolci, con questo eccetera eccetera, dobbiamo forse togliere questa etichetta, e ha detto perché provocatoriamente non si fa una baccalà alla vicentina con il Refrontolo Passito. Francamente mi ha un po' gelato questa proposta, perché non ci avevo mai pensato, però Romina forse sarebbe opportuno fare una prova, non si sa mai che magari anche anni fa magari nessuno pensava di abbinare i passiti con i formaggi, invece oggi è una realtà, è molto molto apprezzata e molto buona.
È vero, una Sicuramente provocazione. si può azzardare, anche perché questi sono vini che hanno aromi intensi e quindi per le regole dell'abbinamento vanno abbinati a cibi con sapori e profumi intensi, quindi azzardare non è assolutamente sbagliato. Poi bisogna incontrare il gusto personale anche di chi fa questo abbinamento. Io credo sia molto interessante farlo, anche perché ormai la cucina mondiale ci sta abituando a di tutto e di più. Certo. E così vogliamo anche farlo. No, ma noi rimaniamo qua, non vogliamo né formiche né vermicelli Certo. né bevande strane. Era solo un abbinamento di vini, Bruno. No, Volevamo ma ho detto né bevande strane, perciò stiamo con le nostre bevande, Certo. con le nostre eccellenze. Certo, una cosa che volevo aggiungere a quanto detto dai miei colleghi è che Scusa, tutto... i vini sono abbinati al cibo, il cibo, Certo. se non hai un buon cibo il vino cosa serve? E i nostri cibi sono i migliori, no? Certo, Alberto? ma soprattutto il vino non deve coprire il cibo come il cibo non deve coprire il vino, devono essere in perfetto equilibrio. Questa è una chicca. E per questa me. è No, la no, lo regola sapevo. generale Una regola, dell'abbinamento. Volevo aggiungere a quanto detto dai miei colleghi che tutto questo è possibile anche grazie ad un'eccellenza che è la Scuola Enologica di Conegliano, che ha permesso, la sperimentazione di tante tecnologie, ma anche la sperimentazione dei vitigni, ma anche la creazione di tecnici e professionisti all'avanguardia. Devo citare il professor Luigi Manzoni, che ritroviamo all'interno della Diocesi dei Colli di Conegliano, sia per quanto riguarda il Colli di Conegliano bianco che per quanto riguarda il Colli di Conegliano rosso. Queste sono figure molto importanti da far conoscere anche alle persone che arrivano qua, all'ospite, quindi il nostro ristoratore quando propone una bottiglia dei nostri vini deve sapere che dietro c'è la passione, c'è la cultura, c'è la storia e c'è una scuola che è eccellente. Bisogna fare una giusta promozione di tutto questo, come ha saputo fare la Toscana per i suoi vini, dobbiamo saperlo fare anche noi, e se giochiamo questa carta vinceremo come loro. A me viene quasi male a fare la prossima domanda dopo che hai nominato il Cerletti. Io faccio una domanda eretica, vediamo chi vuole rispondere, non lo so chi vuole rispondere. Il Clinton e il Clinton, c'è qualcuno che vuole parlarne? Si può parlarne, ma sono vitigni americani, non sono nostri. No, però non li possiamo io neanche. me lo ricordo, ero bambino, mi davano Sì. il bicchierino di Clinton. Sì, o ma non di sono Clinton. commercializzabili. No, lo quindi- so, perché fanno male. Per tanti motivi, Per tanti perché hanno questa caratteristica, perché la regolamentazione Non italiana vengono non più permette. fatti da tanti anni. No, sono dei vitigni che non sono consentiti in Italia. Di conseguenza si può a livello privato coltivarli, farsi il vino, che può anche essere piacevole, il cosiddetto fragolino, però non sono commercializzabili. Poi rimando. Era tanto brutta sta domanda, sì? Devo pentirmene? No, non è brutta, solo che sono... Ma sai perché è una... sta nei nostri ricordi, io penso anche a te. Negli anni 60-70 c'era lo zio che ti portava la bottiglia di Clinton. E Clinton e Clinton. Sono due varietà di vite americana. E allora io mi ricordo, mi viene sempre in mente questo. Bisogna che vengo su a Fregona per In Italia si coltiva la vitis vinifera. Questi sono vitigni americani di vitis rupestris, se non erro, quindi non è per legge consentita la produzione, anche Alberto, perché abbiamo- poi hanno Sì, tutta una serie di caratteristiche diverse dai nostri. Visto che sono rimasti qui, diamo la parola anche a loro, dai, Certo. cosa dici? Direi Allora che- Alberto, abbiamo 5 minuti, mi sembra che la regia mi conferma 5 minuti ancora? Sì, 5 minuti. La parola a te. Hai aperto, in chiusura, fammi una sintesi di quello che abbiamo parlato. Guarda, proprio sentendo le loro parole ho potuto avere conferma che nel nostro territorio abbiamo da un lato una storia straordinaria, perché non siamo solo terra del vino, ma anche una terra di grande cultura e di grande storia. E l'esempio della scuola enologica è veramente un'eccellenza straordinaria.
perché gli enologi e gli enotecnici che sono usciti da questa scuola sono andati in tutto il mondo, e quindi la cultura di questo settore è stata diffusa grazie proprio a queste realtà come questa. E se oggi noi entriamo in una delle cantine del nostro territorio, rimaniamo, per chi non le conosce, rimaniamo sbalorditi, a bocca aperta, proprio nel vero senso, perché da un lato c'è un'elevata tecnologia, dall'altro c'è un'elevata storia e competenza, ci sono degli esperti straordinari, quindi non sorprende che in un contesto così possa uscire un prodotto straordinario come questi di cui abbiamo parlato, come il Prosecco e come quant'altro. Oggi questo territorio sta in qualche modo giocando una scommessa importante. Prima era stato citato, no? Il nostro territorio, le colline dell'Alta Marca trevigiana non hanno nulla a che invidiare magari con altre aree dell'Italia, tipo la Toscana e quant'altro, con i propri prodotti. Oggi noi abbiamo degli ambasciatori di questo territorio che sono i prodotti, il Prosecco, il Torchiato e così via. Sono ambasciatori che vanno nel mondo, che vanno in giro, e quindi questi sono i migliori biglietti da visita per poter dire a chi ha piacere di andare nel luogo in cui vengono prodotti questi territori: venite qui, vedete come vengono prodotti, assaggiate e mangiate e bevete quello che su questo territorio c'è, perché viverlo nel contesto di produzione originale è cosa completamente diversa. Allora andiamo in quel di Ca del Poggio. Andiamo in quelle cose. Vedi, 30 minuti passano velocemente. Alberto Maniero, Romina Borsoi, Sante Toffoli e Alessandro Salatin. Io vi ringrazio per essere intervenuti nella mia trasmissione. Abbiamo dato ancora ad Alberto delle eccellenze del territorio e io spero, lo dico a molti, lo dico anche a voi veramente con piacere, che ci sia un'altra opportunità per fare una chiacchierata su quello che abbiamo, sul tema che abbiamo sviluppato oggi. Grazie a tutti i nostri ascoltatori, arrivederci, grazie a voi e ricordatevi Veneto Globe. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.